Buongiorno a tutti, sono Michela Consalter e l'argomento di oggi è lo zucchero. Abbiamo tre esempi qui davanti a noi, uno zucchero bianco, uno zucchero ambrato, che di solito chiamiamo zucchero di canna, e uno zucchero integrale. Lo zucchero, che sia di canna o di barbabietola, è sempre saccarosio. La lavorazione che noi abbiamo invece può portare ad avere questi tre prodotti differenti. Lo zucchero bianco è uno zucchero in cui è stata tolta tutta la melassa, uno zucchero ambrato, una parte di melassa è rimasta, in uno zucchero integrale viene lasciata ancora una parte in più di melassa. La differenza fra canna e barbabietola deriva dal fatto che la melassa di barbabietola è molto più amara, quindi difficilmente viene lasciata e quindi difficilmente troveremo uno zucchero di barbabietola ambrato. Integrale è praticamente impossibile, anche se ultimamente ci sono delle aziende che stanno lavorando su questo e l'hanno già messo in commercio. Quindi che voi utilizziate bianco, ambrato, cambia solo il colore, cambia il gusto, cambia il livello di umidità. Ovviamente più melassa avremo, più lo zucchero sarà umido. Questo potrà comportare solo dei piccoli accorgimenti nel caso lo vogliate utilizzare per realizzare dei prodotti di pasticceria, ma di questo ne parleremo in un altro episodio.